Contagi giù, ma purtroppo sale il numero dei morti che oggi tocca a quota 16, 6 a Cosenza, 4 a Crotone, 3 a Catanzaro, 2 a Reggio, 1 a Vibo. Sono 25 tra pazienti e operatori sanitari contagiati una RSA di Castrolibero. L'ASP rafforza le misure di controllo nella struttura. I sindacati incontrano il ministro Speranza e chiedono all'esponente di governo maggiore attenzione per la Calabria, troppe le criticità nel sistema sanitario regionale. Dializzati costretti a turni di notte, ma il reparto per la dialisi oggi è desolatamente vuoto. Scambio politico elettorale, inchiesta della DDA di Catanzaro, in manette 17 persone accusate a vario titolo di concorso esterno in associazione mafiosa, corruzione ed estorsione. Ancora una protesta dei lavoratori delle Terme Dugiane che occupano simbolicamente lo stabilimento. Lasciateci lavorare, la stagione sta iniziando. Buonasera dalla redazione del TGTN. In apertura dunque il punto sui contagi che sono in diminuzione, ma oggi purtroppo si registrano 16 decessi. Diminuiscono i contagi, ma il record di decessi oggi in Calabria. Sono 16 le vittime registrate nelle ultime 24 ore, 6 in provincia di Cosenza, 4 a Crotone, 3 a Catanzaro, 2 a Reggio Calabria e 1 a Vibo Valentia. Dall'inizio della pandemia così il totale dei decessi sale a 1035. Oggi sono 228 i nuovi positivi con 2249 tamponi processati. I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 91, Catanzaro 11, Crotone 2, Vibo Valentia 4, Reggio Calabria 120. Aumentano i ricoveri nei reparti di cura, 440, 6 in più rispetto a ieri, mentre diminuiscono quelli in terapia intensiva, 39 i pazienti ricoverati. 25 i positivi al Covid tra ospiti e operatori a Villa Flora di Castrolibero. Nella struttura è scoppiato un focolaio che sta impegnando il personale e l'USCA dell'ASP. Un operatore di Villa Flora in tuta bianca si avvicina a noi per spiegare qual è la situazione. Nella struttura per anziani di Castrolibero è scoppiato un focolaio importante che ha coinvolto ospiti e dipendenti. Scene già viste in questo anno di pandemia. I NAS che controllano i locali, il personale che di concerto con l'azienda sanitaria isola i soggetti positivi per evitare che il contagio si diffonda ulteriormente. C'è una differenza però rispetto ai focolai accertati nei mesi scorsi. Stavolta sia gli operatori sanitari che gli anziani avevano ricevuto il vaccino. Prima e seconda dose. Tra i 24 ospiti sono 23 i positivi, ma attualmente le loro condizioni di salute sono buone. Tutti asintomatici, grazie a Dio. Gli operatori ce ne stanno 2 positivi e gli altri 10 tutti negativi, tra cui io. Noi operatori abbiamo fatto la seconda dose già il 16 marzo. E loro invece? Loro hanno fatto la prima dose il 5 aprile e la seconda il 28. Sono venuti già quelli dell'ASP, stiamo applicando tutte le procedure del caso. Grazie a Dio stanno tutti bene. Ok. Contagi in calo dunque in provincia di Cosenza negli ultimi 7 giorni. Il report settimanale dell'ASP è confortante, nessun giallo poi sui numeri inviati alla Protezione Civile IS, ci dicono dall'unità di epidemiologia. Non bisogna illudersi né abbassare la guardia, ma in provincia di Cosenza c'è qualche segnale positivo che lascia pensare ad un calo dei contagi. L'analisi degli ultimi 7 giorni è confortante. Abbiamo avuto un aumento dei casi subito dopo Pasqua. Questo aumento ha raggiunto il picco, nella seconda settimana dopo Pasqua, poi è cominciata la discesa. Nell'ultima settimana, quella che è finita ieri praticamente, da lunedì a domenica, abbiamo registrato complessivamente in provincia 895 casi, quindi rispetto ai 1414 della settimana precedente. Questi sono i dati che l'ASP consegna alla Protezione Civile, lievemente difformi da quelli inseriti nella piattaforma sulla quale si basa l'assegnazione del colore alle regioni. Nessun giallo per l'ASP, si tratta solo di comunicazioni più complesse e quindi macchinose. Noi ogni giorno diciamo quanti casi nuovi, quanti ricoverati, quanti deceduti, quanti guariti. La fonte dei dati che invece serve per la valutazione dell'attribuzione poi del colore alle regioni è la piattaforma nazionale Covid-19 che è presso l'Istituto Superiore di Sanità e dove invece vengono registrati i singoli casi, cioè
I numeri diventano singoli casi con informazioni che riguardano i dati anagrafici ma anche i dati epidemiologici e clinici. Tornando ai contagi, sia a livello nazionale che locale si registra un aumento dei casi nella fascia 0-18 anni e un calo in quella degli over 70. Sarà già l'effetto del vaccino? In Italia, diciamo nella settimana dal 5 al 18 aprile, che sono gli ultimi dati disponibili, la percentuale dei contagiati è del 12,20, da noi è del 10,2%, quindi diciamo che un lieve calo nelle persone con 70 anni e più noi lo abbiamo osservato. Dire se questo dipende dalla vaccinazione ancora è un po' troppo presto. I sindacati incontrano il ministro Speranza e chiedono all'esponente di governo maggiore attenzione per la Calabria. Troppe le criticità nel sistema sanitario regionale, sottolineano. Oggi l'incontro in modalità telematica tra i segretari generali di CGIL Cisleguil Calabria e il ministro Speranza. Sul tavolo del confronto le criticità del settore sanitario aggravate dalla pandemia, ad iniziare dalle assunzioni. Noi abbiamo necessità di sbloccare le assunzioni e le procedure per quanto riguarda i concorsi, per la stabilizzazione del precariato e per capire come rimettiamo in piedi la rete ospedaliera, la medicina territoriale e tentare anche di vedere un po' quello che sta accadendo sull'RSA e sulla partita legata appunto alla medicina di territorio. Evidenziate anche le criticità legate ancora alla campagna vaccinale. I numeri crescono ma siamo ancora ultimi, mancano punti vaccinali in maniera importante e in maniera omogenea su tutta la regione, c'è ancora qualche problema sul sistema di prenotazione. Con il ministro Speranza, che fanno sapere i sindacati, interverrà affinché ci siano momenti di dialogo tra il commissario ad acta per la sanità in Calabria Guido Longo e le parti sociali. Si è parlato anche delle indennità Covid ancora non corrisposte al personale sanitario calabrese. La Calabria è l'unica regione dove il personale non ha percepito l'indennizzo Covid che il governo ha stanziato più di un anno fa. Li definiamo eroi queste persone e poi non gli diamo quanto loro spetta. E poi c'è una lentezza nella somministrazione dei vaccini, abbiamo chiesto anche qui un potenziamento delle strutture, ma soprattutto abbiamo chiesto una sforbiciata alla burocrazia. Per fare questo è necessario dotare la struttura commissariale di quelle figure previste nel decreto Calabria. Inchiesta al sistema Cosenza, il TDL annulla l'interdizione per gli ex commissari alla sanità Scura e Cotticelli. Il Tribunale del Risame di Catanzaro ha annullato la misura di interdizione dei pubblici uffici nei confronti degli ex commissari regionali alla sanità Massimo Scura e Saverio Cotticelli. I due erano stati interdetti a seguito dell'inchiesta Sistema Cosenza sulla voragine nei conti dell'ASP Abruzia e i falsi bilanci relativi agli anni 2014-2016. Il TDL inoltre ha ridotto l'interdizione per altri due indagati, cioè per Vincenzo Ferrari da 12 a 9 mesi e per Antonio Belcastro, ex soggetto attuatore per l'emergenza Covid in Calabria, da 12 mesi a 6 mesi di interdizione. L'operazione, denominata Sistema Cosenza, condotta dalla Guardia di Finanza e coordinata dalla Procura diretta da Mario Spagnolo, era scattata il 5 febbraio scorso, coinvolte complessivamente 19 persone. Vi raccontiamo adesso la vicenda di una famiglia di Rende prigioniera, pensate, per settimane dopo l'esito di un tampone eseguito in un laboratorio privato, il cui esito poi si è rivelato sbagliato. Il nucleo familiare ha dato adesso mandato ad un avvocato. Una famiglia di Rende è rimasta chiusa in casa per 20 giorni credendo di essere rimasta contagiata dal virus. Succede che il nucleo familiare, composto da 3 persone, si è recato in un laboratorio privato per sottoporsi al test rapido che ha dato esito positivo. I 3 lo hanno ripetuto 5 giorni dopo, ottenendo lo stesso risultato. Decidono allora di mettersi in autoquarantena. Con il passare dei giorni però nessuno dei 3 presentava sintomi. Le continue
telefonate del medico di famiglia si concludevano sempre con la raccomandazione: siate prudenti. Con il passare dei giorni aumentavano ansie e timori. A questo punto il nucleo familiare ha deciso di sottoporsi al tampone molecolare. Giorni dopo l'effettuazione del test, la risposta: tutti e tre negativi. Non contenti di ciò, hanno approfondito l'indagine con un test sierologico e qui la sorpresa: mai contagiati dal virus. Una brutta storia che avrà strascichi legali, se è vero che la famiglia si è rivolta a un avvocato per denunciare il laboratorio presso il quale hanno eseguito il test rapido. Il messaggio con il quale ci hanno informato si conclude con parole di rabbia e amarezza. Ci hanno tenuti prigionieri in casa, impedendoci di andare a lavorare senza un motivo, visto che dai successivi esami effettuati è emerso che nessuno di noi tre ha mai contratto il Covid. Chissà quanta gente è stata ed è nelle nostre stesse condizioni. Intanto prosegue il Vax Day, oggi noi siamo andati a Paola. Siamo al Palatenda di Paola, dietro di noi ci sono le persone in attesa della vaccinazione. Qui si procede a ritmo serrato, sono stati questi 4 giorni di Vax Day, dei giorni intensi. Qui si comincia alle 9 del mattino, si chiude alle 22 e per tutti i 4 giorni il vaccino somministrato è Pfizer. Siamo in compagnia della dottoressa Angela Riccetti, che è direttore del distretto del Tirreno. Intanto cominciamo con un bilancio: quanti vaccini, quante dosi sono state somministrate in questi primi 3 giorni? Il 1° maggio e il 2 maggio sono stati somministrati circa 2000 vaccini Pfizer alle categorie previste, tutte le persone che si sono prenotate tramite piattaforma. Speriamo di ripetere anche per questi altri 2 giorni lo stesso risultato. Noi ci siamo, ce la stiamo mettendo tutta. Dottoressa, va precisato che qui entra solo chi è prenotato sulla piattaforma. Sì. Voi, oltre chiaramente agli aventi diritto 60-79 anni, qui vengono prenotati anche i caregiver, sì, e le persone fragili? Sì, è previsto in questi 4 giorni la vaccinazione dei caregiver, delle persone fragili, degli insegnanti che non sono riusciti a vaccinarsi e poi ovviamente per fascia d'età per gli over 60. Abbiamo detto somministrate il Pfizer. Se a fine serata resta qualche dose, se è possibile che questa cosa accada, forse è già accaduto, che cosa succede? Questa dose voi riuscite a non farla andare perduta? Certo, no, qui non si perde niente, abbiamo sempre la possibilità di somministrarla a persone che rientrano ovviamente sempre nelle fasce aventi diritto. Al termine di questi 4 giorni, la struttura che è ormai attrezzata, che è pronta e quindi ha già avuto un ritmo sostenuto nel somministrare le dosi, sarà chiusa o continuerà ad essere centro vaccinale? Continuerà a lavorare e sicuramente faremo in modo che lavori 7 giorni su 7. E domani è una giornata particolare perché il 4 di maggio significa la festa di San Francesco da Paola. Cosa vi aspettate per domani? Ci aspettiamo sicuramente la stessa affluenza come l'abbiamo avuta in questi giorni, spero sempre composta e molto, tranquilla, e continueremo a lavorare e speriamo che il Santo, come ho detto anche l'altra volta, ci aiuti anche domani. E loro sperano, lo dico io, che ci possa essere una presenza anche fisica della statua, un viaggio, una visita qui perché simboleggia anche la luce della fede in un percorso così difficile per tutti noi. Dializzati costretti a terapie notturne a Cosenza, ma il reparto che potrebbe ospitarli resta inutilizzato. Il reparto è ora completamente vuoto, come testimoniano le immagini. 9 posti letto, l'ex rianimazione dell'Annunziata di Cosenza, poi destinata alla dialisi e successivamente in piena emergenza questa divisione ha ospitato i malati Covid. Adesso, con l'apertura dei presidi ospedalieri in provincia per i pazienti Covid, l'ex rianimazione resta inutilizzata. Questi macchinari colorati che vedete sono i cosiddetti reni artificiali che consentono
permettono a chi è affetto da insufficienza renale di potersi curare, a malati che di buon grado hanno accettato turni anche serali per non rinunciare alle sedute salvavita. Pensate che l'ultima sessione finisce alle 22. Il reparto oggi vuoto potrebbe tornare a svolgere il proprio compito, dando risposte e sollievo a pazienti che già convivono con una patologia difficile e che non hanno battuto ciglio quando è stato chiesto loro un ulteriore sacrificio vista la pandemia e la necessità di reclutare spazi per i ricoveri. Adesso però la situazione è cambiata e anche gli spazi e le strumentazioni sembrano attendere il ritorno dei dializzati, dando loro la possibilità di curarsi con la dignità di poter conciliare i tempi della malattia e i tempi di vita. Dall'azienda ospedaliera non ci sono comunicazioni ufficiali, ma le aspettano, anzi le aspettiamo al più presto. Rendere più agevole le terapie è segno di grande civiltà. E adesso la nuova protesta dei lavoratori delle Terme Luigiane che hanno simbolicamente occupato lo stabilimento. Noi lavoriamo onestamente, non rubiamo niente e la Sateca non ci ruba niente, anzi ci paga fino all'ultimo centesimo. Lavoro, 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 lavoro! Chiedono il lavoro i lavoratori delle Terme Luigiane che questa mattina hanno occupato simbolicamente lo stabilimento termale di Guardia Piemontese. Noi siamo qui perché assieme a loro avvieremo tutte quelle attività propedeutiche all'apertura delle Terme Luigiane. È un'occupazione simbolica, è un'occupazione che vuole mandare un messaggio alle parti, trovare un accordo. Le terme sono un patrimonio della Calabria, le loro acque sono di proprietà di tutti quei lavoratori e di tutte quelle persone che hanno bisogno di cura. Oggi siamo qui, ci riprendiamo le terme, il lavoro e vogliamo che la politica si dia una mano, si dia una scossa, ci dia una mano a superare queste difficoltà. I lavoratori si trovano in mezzo al conflitto in corso fra i comuni di Guardia e Acquapesa, proprietari delle acque termali, e la Sateca, proprietaria della struttura. Hanno esposto striscioni e chiedono ai sindaci di riavere l'acqua per poter riuscire a salvare la stagione termale 2021. È da 10 anni che combattiamo sempre con problematiche di un qualcosa che esce ogni anno, ci sono problemi, ogni istantissimo anno. Quest'anno poi siamo arrivati al culmine, cioè non riuscire più ad avere il lavoro, che è una cosa veramente importante. Abbiamo grossi problemi nelle famiglie, quei 3 mesi, 4 mesi a noi aiutavano tantissimo. Io vorrei capire una cosa, ma tutto ciò perché si è creato? Cioè c'è una cosa che non riesco a capire, non lo so, la colpa di chi è? Io vorrei sapere perché tutto ciò. Noi siamo talmente piccoli che non riusciamo a capire la motivazione di quello che sta succedendo. Stiamo combattendo contro chi? La politica, la Regione Calabria, i sindaci. Noi lavoratori cerchiamo assolutamente di combattere, ma combattiamo contro un fantasma, perché qua nessuno esce a dire la colpa è di quello o la colpa è di quell'altro. E combattiamo, e io non vedo luce. L'anno scorso non ho lavorato, quest'anno sicuramente non so come sarà la situazione e mi sento veramente rammaricata di tutto, perché abbiamo la possibilità di un lavoro e dobbiamo chiuderlo. Sono arrabbiata che non riescono neanche a uscire le parole dalla rabbia che ho dentro, perché non lo so, vorrei riuscire che qualcuno uscisse fuori e dire: cerchiamo di fare qualcosa, aiutateci. Quella di oggi è l'ennesima manifestazione eclatante per riprendersi il lavoro, visto che da mesi va avanti un tira e molla che mette a rischio l'apertura anche per l'estate 2021. Non sappiamo più che cosa fare, dobbiamo andare avanti così, non abbiamo un futuro. Con le accuse di estorsione, voto di scambio e corruzione sono finite in manette questa mattina 17 persone. L'operazione Libante coordinata dalla DDA di Catanzaro, le cui indagini sono partite dopo la denuncia di 2 imprenditori.
I lampeggianti delle Gazzelle dei Carabinieri nella notte, 17 arresti nei comuni di Lamezia Terme, Nocera Terinese, Falerna e Comblenti nel Catanzarese, 7 le persone finite in carcere, 10 ai domiciliari, 2 misure interdittive del divieto di contattare la pubblica amministrazione, estorsione, corruzione, voto di scambio, intestazione di beni fittizi, concorso esterno in associazione mafiosa. Le accuse contestate. Al centro delle indagini dell'operazione Alibande la famiglia Bagalà, come spiega il procuratore Gratteri. Questa è una famiglia di 'ndrangheta importante, la famiglia Bagalà, che ha potere mafioso sul territorio di Falerna e Nocera Torinese. È una famiglia di 'ndrangheta che non veniva toccata, diciamo, dal 90. Per noi una famiglia importante invece perché dimostriamo nel corso di questa indagine che ha rapporti diretti con i vertici dell''ndrangheta di San Luca, come esempio la famiglia Pelle, con l''ndrangheta della Piana di Gioia Tauro, con l''ndrangheta dei Mancuso. Quindi la famiglia Bagalà, questo 'ndranghetista evoluto, questo 'ndranghetista che entra nel mondo dell'imprenditoria e ha rapporti diretti con i quadri della pubblica amministrazione di 2 comuni, dove riesce a muoversi con disinvoltura, ha anche quindi rapporti con l''ndrangheta di Serie A. Le indagini partite dalla denuncia di 2 imprenditori la cui vita era diventata, spiegano gli inquirenti, un inferno. La sfortunata vicenda dei 2 imprenditori che perdono sostanzialmente tutto per questo sistema di oppressione latente, in questo caso sul settore economico, che imponeva ad esempio anche l'assunzione di soggetti affiliati alla cosca e retribuiti però anche in maniera sproporzionata dalle ditte, ahimè, vittime di questo sopruso. E questo riguarda il settore economico principalmente, ma come dicevamo anche sfere intere della vita privata. L'organizzazione, attraverso le intimidazioni, secondo quanto reso noto nel corso della conferenza stampa a Catanzaro, aveva messo in piedi un core business redditizio in un settore preciso. Aveva sostanzialmente ottenuto il controllo di interi settori dell'economia, in particolare nell'ambito turistico alberghiero della costa tirrenica dell'Ametino. Vi lascio adesso alla borsa e al meteo, grazie per l'attenzione, buona serata. Chiusura e rialzo per le borse europee, mentre Wall Street viaggia contrastata in attesa di un intervento del presidente della Fed. Si segnalano i dati migliori delle attese sulle vendite al dettaglio tedesche e i record del PMI manifatturiero dell'Eurozona, mentre negli USA l'ISM ha segnalato un'espansione meno marcata rispetto al mese precedente. Negli USA i mercati continuano a soppesare le preoccupazioni legate alle pressioni inflazionistiche in relazione alla forte ripresa dell'economia e i timori che la banca centrale possa ridurre il proprio sostegno monetario. Secondo il presidente della Fed di Dallas è arrivato il momento di iniziare a discutere di tapering, parere in contrasto con i recenti commenti di Powell, che oggi interverrà al National Community Reinvestment Coalition. Ieri invece Janet Yellen ha affermato che i piani a sostegno dell'economia di Biden non causeranno inflazione perché la spesa sarà progressiva nell'arco di un decennio. Focus sull'evoluzione dei contagi da Covid-19 nel mondo, specialmente in India, dopo che il paese ha superato per la prima volta i 400.000 casi giornalieri, segnando anche un nuovo record di vittime. A Piazza Affari il FTSE MIB archivia le contrattazioni in progresso dell'1,2%, in rialzo anche l'Ibex 35 di Madrid a più 0,8%, il DAX di Francoforte a più 0,7%, il CAC 40 di Parigi a più 0,6%. Londra chiusa per festività. Oltreoceano proseguono positivi il Dow Jones a più 1%, l'S&P 500 a più 0,4%, mentre scambia poco sotto la parità il Nasdaq a meno 0,3%. Sul Forex il cambio euro-dollaro sale a 1,206, mentre il dollaro yen scende a 109,05. Tra le materie prime, in rialzo le quotazioni del greggio, con il Brent a più 1,4% a $67,7 e il WTI a più 1,4% a $64,45 al barile. Sull'obbligazionario lo spread BTP Bund si riduce a 108 punti base, con il rendimento del decennale italiano allo 0,87%.
Tornando a Piazza Affari, mentre l'Italia si appresta ad entrare nel vivo della stagione delle trimestrali con i risultati trimestrali dei colossi bancari, Ferrari a più 2,55% chiude in cima al listino principale, seguita da Unipol a più 2,3% ed Exor a più 2,2%. In coda STM a meno 1,4% e Diasorin a meno 0,3%. Grazie e buon proseguimento di serata. Ben ritrovati da Meteo in Calabria. Condizioni di variabilità con isolata instabilità caratterizzeranno l'inizio di settimana in un contesto di clima gradevole con temperature in linea con le medie del periodo. Domani iniziali condizioni di variabilità sul Cosentino e Crotonese, poco nuvoloso su Catanzarese, Vibonese e Reggino. Nel corso della giornata intensificazione della nuvolosità su tutto il territorio regionale ma senza fenomeni di rilievo. Temperature stazionarie o in lieve aumento nei valori massimi. Passiamo a mari e venti. Domani venti deboli o a regime di brezza con mari poco mossi. Calmo il Golfo di Taranto e il settore settentrionale del Golfo di Squillace. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.com e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria.